Un'estate affocata nel massimo del suo fulgore in questa tela di Oskar Zwinscher. Zwinscher è un pittore tedesco di Lipsia che si forma inizialmente alla lezione di Böcklin, di cui coglie alcuni aspetti e dal quale deriva anche a volte il gusto per scene di carattere mitologico. In questo caso però, in questa sorta di siesta, di riposo ai piedi di un roccione e con questi alberi molto allungati che definiscono una straordinaria profondità del dipinto, noi vediamo un paesaggio tedesco vicino a Dresda, con un fiume che scorre e ci dà il senso di una sorta di calma ferma e sospesa. Zwinscher peraltro è un artista versatilissimo, per cui questo rappresenta soltanto un aspetto della sua produzione. È grande ritrattista, è autore di singolarissimi nudi, è anche incline e attento a una montante attenzione nei confronti del gusto che noi potremmo chiamare Déco o addirittura Jugend. È un artista, fra l'altro, molto poco conosciuto da noi soprattutto e che ci riserverà molte sorprese. La composizione del dipinto, comunque dei suoi dipinti, ricorda le composizioni molte volte delle secessione viennese e monacense, e questa è la chiave per capire e per interpretare anche la complessità della sua figura e la ricchezza del suo linguaggio.